La camminata inizia a Varigotti, antico borgo marinaro della Riviera di Ponente. Parcheggiata l'auto in strada vecchia, nei pressi di Punta Crena si imbocca la scaletta da dove parte il sentiero. Dopo alcune centinaia di metri si trova la deviazione per la chiesa di San Lorenzo. L'edificio è ciò che rimane di un antico insediamento dei monaci benedettini di San Colombano, un tempo presenti anche sull'isola Gallinara. La parete a monte è antecedente l'anno 1000. L'interno è spoglio, ma custodisce delle tombe molto antiche e l'acquasantiera. Il tetto, distrutto nella Seconda Guerra Mondiale, è stato rifatto negli anni 90 del secolo scorso. Dal piazzale antistante si ha un primo anticipo dei panorami che accompagneranno la camminata. Riprendendo il cammino verso Noli, ben presto si arriva a costeggiare dei muri molto decorati. È il mausoleo Cerisola, costruito da Peppin Cerisola, un varigottese soprannominato Carnera per la sua prestanza fisica. Durante la guerra rimase prigioniero in Australia. Quando fu liberato, tornò a Varigotti, ma trovando la ragazza amata, sposata e con prole, ritornò in Australia. Negli anni 70, dopo una vita avventurosa, per assistere gli anziani genitori ritornò definitivamente a Varigotti, dove, eccellente nuotatore, salvò una persona in mare. Nel mausoleo ha raccontato alcune vicende della sua vita. La flora mediterranea ci offre dei bei colori anche a dicembre, ma la pianta principe del percorso è il rosmarino. Varigotti è sempre più lontana. Nella baia dei Saraceni c'era un porto oggetto di contesa tra Noli e Finale. Nel 1341 i genovesi lo interrarono per eliminare possibili rivali. Gli scorci panoramici invitano a frequenti soste. Il cammino generalmente è semplice e alla portata di tutti. Non è difficile incontrare dei ciclisti sul percorso della mitica 24 ore di Finale. Arrivati alla sommità di Caponoli, dove un magnifico pino d'Aleppo fa bella mostra di sé in bilico sul baratro ma con le radici ben salde nel terreno, siamo in uno dei punti più panoramici della Riviera di Ponente. Il colpo d'occhio è sublime. Nel 1582 Genova, signora di Noli, per delimitare il confine dei possedimenti, costruì una torre tra Varigotti e Noli, che ancora oggi segna il confine tra i due comuni. I nolesi la chiamarono Torre delle Streghe, in spregio alle donne di Varigotti. Riprendendo il cammino, ben presto tra gli alberi si scorge Noli. E si aprono nuovi orizzonti. In lontananza compare l'eremo. In un tornante, sulla destra, c'è la deviazione per la Grotta dei Falsari. Questo è l'unico tratto in cui bisogna procedere con una certa attenzione.
La Grotta dei Falsari o dei Briganti è un gigantesco antro di roccia calcarea, abitata dall'uomo già in epoca preistorica. Deve il suo nome al brigantaggio, un tempo molto praticato da queste parti. Probabilmente la particolare conformazione della grotta offriva un'ottima via di fuga verso l'entroterra. Si arriva all'eremo costruito dal capitano d'Albertis, poliedrico personaggio genovese che amava passare in questo luogo i suoi periodi di studio e riposo. Esploratore, alpinista, speleologo, scrittore e vero lupo di mare, fece numerosi viaggi, 3 volte il giro del mondo, il periplo dell'Africa. Fu il capitano della prima nave italiana che attraversò il canale di Suez. Nel 1892 fece costruire il Corsaro, un cutter a mezzana in rovere di calizzano, noce e pitch pine, con cui ripercorse la rotta di Colombo ed utilizzando gli stessi strumenti del famoso predecessore raggiunse San Salvador in soli 27 giorni. Appassionato costruttore di meridiane, ne fece 103, disseminate in tutto il mondo. Nel 1915 ne volle donare una anche a Noli. Oggi spiace vedere l'eremo nell'incuria. Sul sentiero si trovano le chiese di Santa Giulia e Santa Margherita. Si presentano addossate e con gravi danni subiti nella Seconda Guerra Mondiale, costruite tra l'XI e il XIV secolo, in mattoni e pietra nera di Caponoli. Oramai si è nelle vicinanze di Noli e dopo poche centinaia di metri si sbuca sull'Aurelia, a ponente della cittadina. Noli è molto interessante, bella e ricca di storia. Merita una visita dedicata. Questa sera però l'obiettivo è quello di cercare la meridiana costruita dal capitano d'Albertis, che troviamo sul Palazzo del Comune. In attesa della corriera per Varigotti, ci si gode la magica atmosfera serale dei vicoli di Noli.